L'Unione Europea avanza un nuovo e pesante attacco per uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. Da qualche settimana infatti, nel documento circolato al Consiglio dei Ministri Agricoli di Bruxelles, è emersa la possibilità non solo di produrre vino dealcolato, ma anche l'ipotesi di aggiungere acqua al vino al fine di abbassarne la gradazione alcolica. A rischio l'identità del vino italiano, ma anche europeo, che già recentemente aveva subito un'altra pesante offensiva che prevedeva la possibilità di introdurre sulle etichette del vino alert tipo quelli previsti sui pacchetti di sigarette. Queste sono sempre le proposte dei soliti in Europa che l'agricoltura non ce l'hanno. Conviene a chi non sa fare il vino e non produce vino, quindi a quei paesi che non vedono il vino come una produzione strategica. Provate ad andare a dirlo, non so, alle nostre zone piuttosto a quelli dello Champagne della Francia o altre località. Un'ipotesi per il momento che potrebbe però diventare pericolosa realtà per i paesi dalla lunga tradizione vitivinicola come l'Italia. A vigilare sul patrimonio enologico, infatti, la rete di sicurezza sempre europea delle denominazioni d'origine dei vini, le quali, attraverso disciplinari, prevedono un titolo alcolometrico minimo al di sotto del quale il vino non può fregiarsi della denominazione d'origine. Non abbiamo alcuna intenzione di modificare quel DNA dei nostri prodotti, dei nostri territori, delle nostre comunità che ci hanno reso esclusivi e unici. E quindi l'appello che faccio all'Unione Europea è quello di capire meglio di cosa sono composti i nostri territori, quali sono i valori che li caratterizzano e soprattutto di abbandonare proposte che snaturano le nostre realtà e i nostri prodotti.